Agostini al suo portiere Benussi. Beh sì, credo che i suggerimenti di Mandolini a mettere De Maio anche sotto proprio un aspetto fisico, ecco, De Maio è già un po' più muscoloso, un po' più impostato a differenza di Izzo, quindi può creargli dei problemi, altrimenti Toni con la sua fisicità riesce sempre ad avere la meglio, ma in queste situazioni, soprattutto con palla da fermo, tu puoi decidere e andare a sceglierti subito il tuo avversario. Fallo di Izzo su Toni, sta per battere Christodoulopoulos. All'interno dell'area di rigore si è portato Greco insieme naturalmente a Toni, a Juanito Gomez, a Tatsidis. Lo spiovente di Christodoulopoulos. Il pallone è stato allontanato da Bertolacci in calcio d'angolo. È il primo angolo in favore del Verona. Sì, un Verona che deve ritrovare un po' di fiducia dopo i due colpi da capo che ha subito nel giro di 2 minuti, deve ritrovare un po' più di continuità. Christodoulopoulos, Toni! Ha segnato Luca Toni, il Verona torna in partita con l'8° gol in campionato di Luca Toni che accorcia le distanze battendo Perin sul primo palo, il colpo di testa di Luca Toni. Genoa 2, Verona 1 al 21° del primo tempo, abbiamo già visto 3 gol. 3 gol qui, Toni è bravo a saltare bene, a prendere bene il tempo, poi è anche un po' fortunato perché colpisce di testa ma poi la prende anche di spalla. La palla ha un po' una traiettoria strana e sembra proprio che non ci arrivi in porta, però questa traiettoria un po' falsata ha creato dei problemi a Perin e questo gli ha impedito di poter intervenire con efficacia. Andiamo di nuovo da Riccardo Re. Perché avete visto adesso D'Amato che è andato a parlare a Gasperini, è stato chiaramente chiamato dal suo quarto uomo. Però molto bravi a salire i centrocampisti, abbiamo visto del Genoa, abbiamo visto Kuška in questa occasione che è andato subito a far pressione al portatore di palla impedendo poi la ripartenza del Verona. Il lancio di Greco, lo scatto di Alfredson, c'è Toni dall'altra parte, palla dentro, Toni! Ha segnato Luca Toni e il Verona si riporta di nuovo sotto. Genoa 3, Verona 2. Un lampo di Luca Toni che firma la doppietta e sale a quota 9 in classifica marcatori. Sull'assist di Alfredson non ha perdonato Toni e siamo 3-2. Ma qui si sono fatti proprio trovare male nella fase difensiva i due centrali del Genoa. È un gioco da ragazzi poi Tortoni mettere la palla in rete perché arriva il recupero Izzo, ma ormai era completamente fuori posizione e non riesce più a poter intervenire. La doppietta di Luca Toni tiene ancora in partita il Verona, che adesso è di nuovo sotto di un gol, come al 21° del primo tempo, quando Toni aveva firmato la prima delle sue reti, portando il Verona sul 2-1. Adesso siamo 3-2 e c'è ancora tanto da giocare qui a Marassi. Siamo al 13° del secondo tempo. Perotti, Kuška, Roncaglia, Iago Falche, c'è Edenilson ad accompagnare lo spagnolo sul raddoppio di marcatura, chiede aiuto a Roncaglia. Bertolacci, Iago Falche fermato, riparte Tatsidis. L'inserimento centrale di Greco, c'è ancora Toni sulla sinistra, insiste Greco, un rimpallo favorevole e la partenza possibile adesso da parte di De Maio. Iago Falche, Niang, ancora Iago Falche, ancora Niang. Lo spagnolo restituisce il pallone a Niang che prova a cambiare gioco, non arriva Perotti, si è fermato anche Pisano, nessuno dei due interviene, rimessa dal fondo per Benussi. Ma è stato bravo, a questo rivediamo i gol, Alfredson mette proprio una palla con il numero giusto di giri e Toni si fa trovare pronto all'appuntamento, però Izzo era troppo indietro, erano messi male sia Izzo che De Maio, ma soprattutto il Genoa deve cercare di non rischiare ad alzarsi troppo con la linea difensiva perché altrimenti abbiamo già visto un paio di volte il contropiede e le ripartenze veloci del Verona possono creargli dei grossi problemi. Allora Toni aveva deliziato i suoi tifosi soprattutto al Bentegodi, 2 su 7 quest'anno le reti segnate finora in trasferta prima di questa partita e 9 delle ultime 35 reti in Serie A di Toni erano arrivate lontano dal Bentegodi. Ancora Toni su un pallone svirgolato.